Ciao ragazzi, benvenuti alla festa dell'uva di Bardolino, dove la pioggia non ha affatto scoraggiato le tante persone che già sono qui a Bardolino dalle prime ore di questa mattina per partecipare a questa festa giunta alla 93esima edizione. E onestamente non ha scoraggiato nemmeno me. Sapete perché? Perché negli stand delle associazioni c'è veramente di tutto. Ed è giusto andare a provare che quest'anno dobbiamo puzzaggiarla la qualità, o no? Andiamo! La vedete questa bella signora? La signora Daniela sta facendo una cosa, secondo me, semplice ma buonissima. Come si chiama la? Fogassa sulla gradella. Già il nome dice tutto. E cosa che mettiamo nella fogassa? Come si fa là? Farina, olio, zucchero, lievito, buccia grattugiata di un limone e un po' di sale. Questa è una ricetta classica di questa terra. Sì, e c'è anche, cos'è? La denominazione di origine comunale. La Deco? La Deco. Ah, un prodotto Deco? Sì. Ma e lei da quanto tempo lo fa? Da tanti anni, vedevo farla mia mamma, mia nonna e un dolce sempre visto, ecco. Ecco, che la gradella, ma che vuole anche al caminetto? No, si fa anche con le griglie elettriche. E si mangia così? Si mangia, si cotta così, sulla graticola girata, e così, buona anche pucciata nel latte. L'era il dolce dei poveri. L'era il dolce dei poveri, però è buono anche con la marmellata sopra, spalmata, e così. Quanti bambini riuscite ad aiutare? Tutti, perché noi paghiamo 2 psicologi, un dottorato di ricerca, abbiamo infermieri di supporto in ospedale, di conseguenza non è che aiutiamo un bambino solo, tutti i viaggi per andare anche a Roma, in altri ospedali, perché si fa anche questo, si prova, perché il nostro obiettivo è che guariscano tutti. E si fa tutto quello che serve perché guariscano. Quindi grazie a voi. Che vogliamo. Quindi grazie a voi e grazie a Bardolino. Io devo ringraziare moltissimo Bardolino, ma Bardolino, il nucleo, gli autoctoni, perché mi hanno sempre dato tanto. La Daniela e la Sara, quelle della Fogassa, ho una richiesta. Posso noleggiarvi? Certo, va bene, sì. Un giorno solo, è sufficiente? Sì, noi lavoriamo per beneficenza. Ok, fate beneficenza a un povero giornalista che è sempre affamato, poverino. Bastano 80 fugasse, solo 80. 80. Dopo basta. Va bene. Va bene. Ok. Grazie signore. Niente, ma vi vuoi un ben dell'anima, signore. Questo è lo stand dell'Avis di Bardolino ed è sempre una delle prime tappe che io faccio perché insieme sono tantissimi volontari, fanno una cosa sfiziosa. Un altro vanto, a mio avviso, del Made in Italy italiano. Lui è Luca, un altro amico, qui nello stand dell'Avis, dove si fa lo gnocco fritto. Di quanti tipi, Luca? Perché partiamo dalle domande importanti. Quelli ufficiali sono tre gnocchi fritti, il classico con la mortadella e il gnocco con la bondola, lo speciale con la cioccolata e poi quello con il formaggio fuso dentro. Poi ci sono gli speciali riservati solo allo staff, ai volontari. Quest'anno abbiamo 109 volontari tra donatori di sangue e no, e facciamo le specialità con il gorgonzola, le noci, le acciughe, i capperi, e ogni anno c'è una fantasia nuova. Capite perché me li scelgo gli amici? Perché questi hanno sempre quel quid in più che fa la differenza. Adesso scherzi a parte, quanto è importante essere qui per voi? Bravo Stefano, l'obiettivo della nostra associazione nel fare il chiosco è proprio quello di coinvolgere più volontari possibili e farli stare bene. E per chi fruisce del servizio Avis? L'Avis fa un servizio tutto l'anno di accoglienza dei donatori di sangue, raccogliamo i nuovi donatori, accogliamo e recuperiamo i donatori di sangue fermi e accompagniamo anche i nuovi donatori al centro trasfusionale di Bussolengo. Senti Luca, di solito si dice che il riso fa buon sangue, e il gnocco? Il gnocco fa buon sangue se bevuto con un buon vino rosso bardolino, perché anche il vino fa buon sangue oltre al riso.
qua che è tutto. E lui, ribadisco, è amico mio. Anche Stefano è un grande amico dell'Avis e dei donatori di sangue. Cosa non si fa per avere il gnocco fritto? Te lo sei meritato. La festa dell'uva di Bardolino è questo, vedete? Questo è il grande cartello delle associazioni. Ce ne sono 27, tutte presenti qui alla manifestazione, tutte con un proprio menù. Quindi in ogni stand c'è un prodotto, c'è una prelibatezza diversa. E perché è importante questa festa per loro? Perché grazie alla festa dell'uva si autofinanziano, riescono cioè a reperire i fondi che sono necessari per lo svolgimento delle loro attività di volontariato in tutti i settori, dalla cultura all'assistenza sanitaria, l'attenzione ai più deboli, ai più fragili, quindi è un qualcosa che va oltre il puro far festa, il puro mangiare. E questo credo che sia una cosa che va sempre sottolineata. Proseguiamo nel giro. E questo è un altro stand che io amo. E c'è un motivo per quello che fanno, ma anche perché lo fanno bene e buono. Benedetta, Sì. che cos'è il gruppo AMO? Il gruppo AMO è un'associazione che si occupa di assistere il malato oncologico a casa. È un servizio a domicilio perché noi vogliamo accompagnare il malato oncologico nella maniera più naturale possibile con sostegno fisico e psicologico. Perché è importante questa festa per voi? Perché è importante perché riusciamo, grazie ai fondi, a sostenere questa associazione, perché oltre a noi che siamo volontari c'è tutta una parte di medici dietro che ovviamente sono la parte fondamentale dell'associazione. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti loro che fanno il lavoro più importante. Ma Coteghini è la buona? E la Piara? Ancora più buona. Confermate? Confermiamo! Viva l'amo! Questo è lo stand del Circolo del Tennis, che è famoso alla festa dell'uva perché qui fanno risotto al salto e c'è il maestro del risotto al salto. Andiamo. Lui è il Ciocchi e lui è lo specialista del risotto al salto che tra poco vedrete. Champagne. Come con lo champagne. Champagne. E qual è il segreto? Il segreto è partire con olio, cipolla, tostare il risotto, fare la fiammata col brandy e poi si comincia col brodo a cuocerlo. Si mette giù la panna a metà, alla fine burro e formaggio e poi champagne. Champagne, per brindare un incontro. Per brindare un incontro, sì. Tra poco te vedi. Ma quanti anni è che fa sto risotto lei? 35-40 anni. Che vuole anche una bella mano, immagino. Ne ho fatti nella mia storia, il mio amico è morto. 120 quintali. Perché è importante questa festa per voi? Per fare il contributo per il circolo tennis. Ok. E per i giovani. Magari nasce un nuovo sinner. Che sa quei sinner? Che sa, che ne fermo un altro. Se ero il primo. Eri tu. Sì, il numero uno, era chi? Porca poi. 27 stand, 27 menù. È un po' difficile per me riuscire a farveli vedere tutti, quindi vi consiglio di venire qui e un po' spizzarrilli girando qui dentro a scegliere quello che più vi piace. Quindi direi che il mio giro si è concluso qui. Ma là c'è scritto spiego, quindi lo allungo un attimo. Fabio è un altro grande amico, ci siamo conosciuti l'anno scorso e da quel momento non ho più dimenticato. E sapete perché? Il segreto è tutto nelle sue mani. Guardate qua. Cosa stai preparando? Sto preparando Mamma lo mia. spiedo bresciano mantovano nel veronese. Quindi Che carni ci sono? pollo, maiale, la coppa del maiale e la costina. Tempi di cottura? 4 ore e mezza, 5, dipende. Più si cuoce, Meglio è. meglio viene. Ma c'è un segreto per farlo buono? No, non esagerare con gli insaporitori o con le conce, bisogna essere adeguati. Lasciare bisogna. che la cottura faccia il suo corso. Esatto, E poi la pazienza. quella Per aspettare. tanta, quella tanta, perché siamo qui da stamattina alle 6:30 e andiamo a casa stasera chissà che ora per continuare a cuocere per essere pronti per domani, perché oggi il tempo è stato un po' quello che è stato.
Però domani è una fatica sicuramente, che vale la pena sì, vivere. sì. Ci dà la possibilità di poter con l'introito di gestire una squadra di giovani e far emergere i giovani nel campo del tamburello. Lo sport è sempre fondamentale, si tiene via i giovani dalla strada, si dà un ordine mentale, vero? Assolutamente E sì. poi tutti a mangiare lo spiedo. Certo, ma io durante l'anno glielo faccio, da buon capitano della squadra del Bardolino, una volta o due, anche tre, durante l'anno faccio lo spiedo per la squadra. Se serve un panchinaro, è sempre ben conosco un giornalista che è scarso, venga però quando vuole, basta che si metta d'accordo con il mio presidente. D'accordo, ma ci parliamo al volo, c'è problema. Bene. E a fine pasto non si può non concludere con il dolce, visto che siamo a Bardolino, questa è una cosa che da una vita non assaggiavo. I sugoli fatti col mostro del Bardolino, signor. Tanta roba. Ottimo. Ma tanta ma siamo sicuri che io voglio zucchero a velo? Perché io sempre mangiato così, puri. Sì, però lo zucchero a velo gli dà quel dolcino che è un non plus ultras per assecondare il dolce che è di Bardolino. Capito? Perché noi a Bardolino siamo tutti dolci. Cari che bello. E ricordatevi che qui hanno coniato un nuovo motto, guardate un po'. Sportis, se non bevi Bardolino, godi solo a metà. Capito? E siccome a noi piacciono le cose integre, dopo si può capire, vero? Ciao ragazzi, fate un salto alla festa dell'uva.